Museo di Storia Naturale di Venezia è ospitato nel Palazzo del Fontego dei Turchi, che si affaccia sul Canal Grande. Nei suoi depositi conserva oltre 2 milioni di reperti tra animali, vegetali, fossili, minerali, oggetti etnografici, alcuni dei quali appartengono a collezioni storiche di particolare pregio. Studiosi di tutto il mondo ogni anno consultano le sue ricche collezioni, avvalendosi anche della biblioteca scientifica, che conserva edizioni cinquecentesche e manoscritti ottocenteschi dei naturalisti veneziani. Il personale scientifico conduce attività di ricerca e monitoraggio, in particolare in Laguna di Venezia, e mette a disposizione le proprie competenze, fornendo consulenza gratuita ai cittadini e supporto scientifico a enti e istituzioni. Il museo organizza inoltre conferenze, eventi divulgativi e soprattutto attività educative per le scuole, che contano migliaia di partecipanti ogni anno. Dopo un lungo periodo di chiusura, nel 2011 il museo è stato riaperto al pubblico con un percorso espositivo radicalmente rinnovato. Il percorso è organizzato in 3 sezioni, ognuna delle quali è in realtà un museo nel museo, caratterizzata da una specifica modalità comunicativa e da un suggestivo allestimento. La prima sezione, sulle tracce della vita, è dedicata ai fossili e alla paleontologia. Sono esposti lo scheletro di un dinosauro e numerose tracce fossili che raccontano la nascita e l'evoluzione della vita sulla Terra. La seconda sezione, Raccogliere per stupire, raccogliere per studiare, è dedicata agli esploratori di ieri e di oggi, all'evoluzione del collezionismo e alla nascita della museologia scientifica. Le sale della terza sezione, Le strategie della vita, offrono una diversa chiave di lettura della complessità della natura e delle forme viventi, vista attraverso le strategie di sopravvivenza elaborate dalle specie animali e vegetali nel corso dell'evoluzione. Al piano terra si trovano l'acquario marino che ospita pesci, molluschi, crostacei e altri organismi vivi tipici del nord Adriatico e lo scheletro di una grande balenottera comune sospesa al soffitto dell'ampio porticato. Per saperne di più potete consultare il nostro sito msnvisitmove.it. Ma sicuramente più interessante e divertente è venirci a trovare a Venezia. Lo staff scientifico del Museo di Storia Naturale vi aspetta!